No, 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 basta, questo stacchetto basta. Sono qui già seduta, comoda, prendo subito la prima telefonata, come una grande, esatto. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Sono Giovanni. Oh Giovanni, Dimmi. sono felice di sentirti. Mi fa piacere. Ti fa piacere? Sì. Tu sei siciliano, vero? Sì, esatto. Lo so che è esatto. Ma non telefono da Sicilia. Penso Più lo conosci da me. precisamente da Messina. Quasi. Come Sono quasi? di Messina, ma non telefono da Messina. Beh, ma è uguale, io Ah, dicevo, non so da dove proprio, da dove vieni, ecco. Perfetto. Sono messinese. Come Antonello. Non so. Non lo conosco. Antonello da Messina, no? Ah, Antonello da Messina, pensavo fosse qualcuno là da voi. Il più grande pittore siciliano. Perfetto. È uno dei più grandi pittori del mondo. Ah, ma sei tutto allora? Certo, ma come non conoscerlo? Poi proprio tu, Antonello da Messina, non lo conoscevi? Io certo lo conoscevo. Ah, ma guarda che poi è nel Museo regionale di Messina, ci sono moltissimi quadri di Antonello Messina. È in quello nuovo. Nel museo nuovo. Sì, sì, in quello nuovo, certo. Io non guardo certo in quelli vecchi, Sei mai stata a Guarda, io Messina? mi ricordo che lui è nato nel 1473 e io non ero ancora nata. Ancora no. No. Ho capito. Chi poteva essere nato secondo te? Beh, un nome penso che tu ce l'hai già pronto, dillo tu. Forse Mary. Infatti, lo supponevo. La nonna no. La nonna no. Ah, La nonna è nata molto dopo di Mary, Sì, ho sì. capito. Un po' Molto. strano come famiglia. Sì, è un po' strana. Beh, se calcoli che Mary ha già un figlio, Sì. non ti sembra strano? E infatti ho detto una famiglia strana. Infatti guarda, oggi non c'è perché ha voluto fare una buona azione. È andata a trovare il figlio in collegio. Ho capito. Beh, ogni tanto, sai. Sì, Guarda, una poi brava fa la... madre va sempre a trovare il figlio. Sì, perché lui fa la maturità quest'anno, no? Però, bello grande. Il figlio di Mary, sì, sì, è grandino, un po' grandino, devo dire, Ma tu che fai, Giovanni, da Messina? Io studio. Ah, Che devo studi fare? Studio. È cosa? È ingegneria. Ingegneria, interessante. Ma che tipo di ingegneria? Ingegneria elettronica. Vuoi sapere pure il ramo? Ah, bravo, bravo, mi piace ingegneria elettronica. Quindi tu indovinerai sicuramente uno degli oggetti del mio zainetto. Uno sì, gli altri insomma. Ma guarda, non è una cosa elettronica, serve per fare i calcoli, però non è una cosa elettronica. Ho capito. Io suppongo che tu di calcoli ne farai tantissimi quando studi. Sì, sì. Esatto? Ma parecchi. vedi, io suppongo, ma indovino sempre, nemmeno dovrei dire suppongo. Ho capito. Dimmi gli oggetti, Giuseppe. Giovanni. Vabbè. Dai. Un nome così bello. Sì? E allora, vabbè, l'osso di plastica. L'osso. Sì. La Del treccia d'aglio cane, del cane. del cane. Del cane. Tu hai un cane? Io? Sì. Sì. Ho capito. Poi la treccia d'aglio, La treccia d'aglio. il pendolino Contro i? contro i vampiri. Beh. Ma tu li conosci qualche vampiro? No, a Messina non ce n'è. Ah, non ci sono, ma sei sicuro? Sì, sì, abbastanza. Ma di notte, ma tu che ne sai, scusa, a mezzanotte l'una tu sei ancora Perché io vivo la notte. Ah, allora sei un vampiro anche tu. Beh, insomma. Certo, se vivi la notte. Vabbè. Un vampirino, dai. Una vita notturna. Sei sì. pallido tu, vero? Hai lo stesso pallore di Mary. Sì, hai proprio ragione, sono proprio pallido. Sei molto pallido, vero? Sì, perfetto. Allora dai. E allora, poi pendolino Sì, per ricercare le persone. sì. Poi, non so, senti, siccome mi manca un oggetto, cioè, era un oggetto per il trucco? Oppure... Sì, no, però è quello per un è oggetto vecchio difficile quello? da trovare. Tu forse riesci a indovinare questo oggetto per fare i calcoli, però non è elettronico né elettrico. Non è elettronico, ma serve per fare i È calcoli. manuale. Manuale. Che cos'è? Un regolo calcolatore. Aspetta, come hai detto? Un regolo calcolatore. Un regolo calcolatore. Bravo, bravo, ma io lo sapevo che l'avresti indovinato, ma scherzi, scherzi. Però guarda, io come al solito sono talmente disordinata
Vabbè, io mi fido, guarda. Poi guarda, notoriamente i siciliani sono molto intelligenti. Brava. Vero? Sì, sì. Ma guarda, io so tutto. Poi i messinesi? Eh? Poi dico i messinesi ancora di più. Dai, continuiamo con gli oggetti. Non so, un aiuto, qualcosa... Non lo so, non lo so, non lo so. Non è. Guarda, può essere un piccolo elettrodomestico per cucina. Un piccolo strumento per cucina. Sì. È molto piccolo. Normale, normale, ecco. Un po' stupido. Un po' stupido. Sì. Ma proviamo, non so, un coltello elettrico. No! Non può avere. No, più stupido, più Più stupido piccolo del e coltello più elettrico. stupido. No, infatti è stupido. Mi dispiace. Vabbè. Ciao. Va bene, ciao. Ciao, 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 ciao. Pronto? Ciao fenomeno. Grazie. Tu come ti chiami? Daniele. Eh? Daniele. Daniele? Sì. Daniele, perché mi hai dato del fenomeno, scusa, Ma te non sei quella che sa tutto? Sì, ma non c'entra niente, potrei anche offendermi. Ma No, complimenti. non voglio essere chiamata a fenomeno, capito? Ah, Tu da dove chiami? da Siderno, Ah, e dov'è? provincia di Reggio Calabria. No, non mi sembra. Ah, sì. Credo sia del nord. Vabbè. Rovigo? Non lo vuoi? Eh? No. Come no? Ma no, ma scusa, hai detto che sono io il fenomeno, perciò non vedo come tu possa saperlo. Ascolta, ma sai che hanno visto Paolo Galanti, anzi ha visto la nonna di Mary correre dietro la nonna di Paolo Galanti. Sì. E sai Sì, cosa ma cantava? ridiamo. Ah no, è vero! Cantava un'ora sola ti vorrei. Grazie Daniele. Però io non sono pettegola, quindi i pettegolezzi non mi interessano. Ma che pettegolo? Tu sei pettegolo, certo. No. Tu sei pettegolo. Non è vero. Pettegolo, sì. Scusa, telefoni per dirmi della nonna di Galanti, ma che ci importa? Piuttosto, No. quanti anni hai Daniele? 21. Appunto, vedi? E che Sai cosa un'altra fai? Eh? Ma sai un'altra cosa? Sì, sentiamo. Che Mary ha detto no al colesterolo. Mary ha detto È no. vero. Mary Ma l'hanno detto a me. ha detto no a che cosa? Al colesterolo. Ah, sì, ma io comunque non l'ho capita questa battuta. Puoi No. spiegarcela? Non è una battuta. E che cos'è allora, Ma scusami? niente. Allora va bene, ma tu come... Stai bene? Così. Hai la No. febbre? Hai la febbre, vero? Stai un po' No, vaneggiando, sì. No. Non so, meglio che passiamo agli oggetti forse, vero? Sì. Dai? Allora. L'osso. L'osso. Sbrigati. Velocemente. Poi c'è E ridi. Sbrigati. il regolo calcolatore. Sì, sì, tu nemmeno sai che cos'è, vero? Infatti non te l'ho fatto vedere. Perché non lo trovo. Tanto se non sai che cos'è... Dai, Poi gioca, c'hai gioca. la collana di Dagliola. Sì, sì. Poi il pendolo. Vedi, quello l'hai fatto vedere. Sappiamo sì, cos'è. certo, appunto, se no non ci saresti mai arrivato. Ascolta Ambra, ma è vero che tua madre per farti addormentare ti racconta le favole in sanscrito? È vero, bene? Vabbè, dai. Perché tu non le hai mai sentite le favole in sanscrito? Ma scusa, Sì. ma le hai pensate apposta queste battute? E poi No, mi è che hai non sapevo che telefonato? fa. Te le sei scritte? Hai preso un appunto? Dai, fare l'invidioso. Ma io non sono invidiosa perché io non le direi mai queste cose. Comunque, dai. Dai, abbiamo finito. Dimmi cosa No, vuoi dire. guarda, non c'è più tempo. Daniele, se non dici... Allora, salutami già. Sì, vuoi dire un altro oggetto? Un aiutino. Non posso. Non posso. No, guarda, Daniele, mi dispiace, è finito il tempo.
Come dicono i presentatori, il tempo è tiranno, perciò bisogna chiudere. Mi dispiace, Daniele. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Eccomi qui di nuovo. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Massimiliano, ciao. Massimiliano. Che voce. Da dove Ciao. chiami? Da dove chiami? Dalla Sina, Ah, da quale lapide chiami, Massimiliano? dal centro. Dal centro della lapide? Esatto. Dalla lapide del centro? Proprio il centro. Io sentivo da quella a sinistra. Non si sente. Sentivo male. Ti sento male, Andra. Lo so, perché adesso... Ma ti senti male, vero, Massimiliano? Lo capisco, guarda, le lapidi sono molto scomode. No, ma io sto bene. Ma no, ma io ti sento che ti senti male. No, Sai... mi sa che sei tu che stai male. No, ma come? Senti, ma la lapide com'è? È calda la tua? Ha riscaldamento autonomo? Certo, è caldissimo. Ah, allora è riscaldata. Al punto giusto. Ma sicuramente allora saprai gli oggetti. Io credo di saperli. Però nel giardino me lo devi dare. No, non mi va. Mamma mia, non ti va, Ma mi vuoi dire quelli che già hanno indovinato prima? Ma Allora, è possibile che devo ripetere sempre le stesse cose? non ti preoccupare, va piano. Ma aspetta, ma sai perché qui c'è così tanta euforia? Perché oggi è l'ultima puntata di Rock and Roll. E allora, vedi, sono disperata. È come l'ultimo giorno di scuola, no? Bravo. Naturalmente noi il pomeriggio continuiamo con Non alla Rai, Non vi liberate di noi, specialmente di me poi. Allora, vai, dimmi gli oggetti mentre qui siamo tutte disperate. Dai, Allora, cercherò di sentirti. Dai, l'osso del cane. l'osso del cane. Lo so. Mamma mia, che succede? Siamo disperate. Ma perché? Te l'ho detto. Finisce Rock and Roll. Per così poco. Per così poco, Per così poco. Dai, dimmi gli oggetti. La treccia d'aglio, Treccia d'aglio. un pendolino, Il pendolino. Ah. piccolino. Sì, ma dai, dimmi gli oggetti. Un regolo calcolatore Sì. e un piccolo aiutino, me lo dai? No. No, l'ultima puntata deve essere cattiva. No, dai. Apri scatole? Apri scatole, un apri scatole. No e no, mi dispiace. Ciao. Comunque è meglio ciao. Adesso però, prima di presentarvi una canzone bellissima, devo dirvi che purtroppo questa sera Rock and Roll è giunto alla sua ultima puntata. Da lunedì a quest'ora potrete seguire su Italia 1 Tarzan e Mi faccia il piacere. E noi comunque saremo sempre con voi. Con l'inevitabile Non è la Rai, quindi pomeriggio, non andiamo via,